Siamo col capitano Candido del Funus, stasera un match non all'altezza del bel secondo posto che avete comunque portato a termine, metterete tutte le vostre energie per il playoff contro Locanda Matteini. Sì, noi abbiamo spiegato tante energie inseguendo la Pisana che ha fatto una stagione, secondo me, strepitosa, quindi noi abbiamo dato tanto per salire attaccati e darci la possibilità di girare i playoff. Sappiamo che loro sono una bella squadra, anche il calendario ci hanno dimostrato che forse hanno qualcosa in più di noi, però noi, secondo me, se noi battiamo la Locanda in finale ce la possiamo girare tranquillamente, senza problemi. Come si batte la Locanda Matteini? Con tanto sacrificio perché è una squadra comunque che gioca bene, fa un buon calcio, ha individualità importanti, quindi noi dobbiamo essere concentrati, dare il 110% e vincere la partita tranquillamente. Se riaffronterete la Pisana in finale ci vorrà un Funus diverso rispetto a stasera. Beh, sicuramente. Abbiamo perso da zero, quindi sicuramente ci vorrà un'altra partita perché così non vinciamo contro di loro. Loro sono forti. Cos'è mancato secondo te stasera? È mancato forse un po' di spirito di sacrificio, noi eravamo un po' rimaneggiati e dovevamo dare forse qualcosa in più e non ci siamo riusciti. Loro bravi, comunque loro giocano benissimo a pallone, quindi c'è anche merito dell'avversario e noi abbiamo dato forse poco. Grazie mille. Prego, buon lavoro.